Sesta corsa, premio Tanta voglia di lei, è un handicap per buoni 5 anni. Abbiamo Zarina B che è entrata orora. In pista sono 4 2060, ovvero 1 Zagaran Bigi, Vincenzo Ferranti, 2 Zitrunas, Marco Basile, 3 Zorro Leo, Sandro Miraglia, 4 Zatox Vic, Gianvito D'Ambroso. A 2080 5 Zitto Zitto GSO Roberto Vecchione, a 2100 6 Zarina B Alessandro Gocciadoro. Parola allo starter. Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale, è veloce dallo sterno Zatox Vic con Gianvito D'Ambroso che prende vantaggio su Zorro Leo, poi Zitrunas. C'è stata anche un'incertezza per Zarina B che perde ulteriore terreno, era partita bene ma poi ha avuto un'incertezza. Tanto vediamo che Zorro Leo va a chiedere strada, vediamo se sarà condiscendente Gianvito D'Ambroso, così è, quindi Zorro Leo vincitore all'ultima uscita che va in vantaggio con Sandro Miraglia e la mette sul ritmo. Seconda posizione per Zatox Vic, poi il 2 di Zitrunas e l'1 di Zagaran Numero Bigi. 6 Zarina B Tanto ripete l'errore squalificato. Zarina B ed è quindi Zitto Zitto GSO che cerca di avvicinarsi ai primi. Intanto 31 i primi 400 metri, ma c'è l'errore di Zitrunas a centrogruppo che quindi si rimette ma ora è in quinta posizione abbastanza indietro, 46,2 i primi 600 metri. Zorro Leo e Zatox Vic hanno una decina di metri di vantaggio su Zagaran Bigi, poi Zitto Zitto GSO che cerca di riavvicinarsi e Zitrunas in quinta posizione. Giro in 1 e 1 e 2, 15 la retta di là, Zorro Leo la mette sul ritmo, Zatox Vic è nella sua scia, poi si sta riavvicinando anche Zagaran Bigi. Arriviamo al chilometro passato dal filo di Equinox B in 1.16.6. Zitto Zitto GSO ormai a contatto di Zagaran Bigi. Siamo al secondo passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio l'allievo di Sandro Miraglia con Zatox Vic in seconda posizione, Zagaran Bigi in terza, Zitto Zitto GSO che ora esce all'esterno con Roberto Vecchione. La sua schiena è presa da Zitrunas che sta tornando dopo il breve errore a metà corsa. Intanto siamo ormai 600 metri dalla conclusione, Zitto Zitto GSO sembra sul punto già di poter passare ed è il nuovo Numero 2 battistrada Zitrunas su, intanto ripete l'errore squalificato. Zitrunas su Zorro Leo, poi Zatox Vic e Zagaran Bigi. Zitto Zitto GSO in vantaggio, percorre la retta di là in 14,8, siamo sull'ultima curva, ora Roberto Vecchione cerca di allungare col portacolore di Sonia Galanti, sempre Zorro Leo è in Numero seconda 1 Zagaran posizione, Bigi rompe Zagaran Bigi, sono rimasti in squalificato. tre, ma Zitto Zitto GSO deve solo completare il percorso, ormai ha corsa nettamente vinta. Zitto Zitto GSO viene a vincere molto facilmente, mentre per il secondo posto Zorro Leo tiene a bada Zatox Vic. 30 e mezza a chiudere, 15-1 la retta d'arrivo, 1.16.8 da tarare sui 2080 per Zitto Zitto GSO, Roberto Vecchione, Olga Lert, Sonia Galanti alla proprietà. Rivediamo la retta d'arrivo per il figlio di Las de Bussiers e Nuiz che vince molto bene, passando nettamente ai 600 finali e poi venendo a vincere nettamente. Vediamo il secondo per Zorro Leo che comunque coglie una valida piazza dopo la vittoria dell'altra volta.